Ciao a tutti, un po' ho detto perché non fare un video sulla della grafia che doparemo per presentare la lingua veneta e perché non partire proprio dalla L-Taia. Ma sta L-Taia qua sia dal buon utile vergela in della scrittura veneta o non serve a niente? Adesso andiamo ad analizzare più a fondo sta questione qua. Come ben sappiamo, la L-Taia è un grafema che vuole rappresentare il doppio fenomeno di vocalizzazione e di evanescenza della L intervocalica e iniziale e che è tipico di certe zone della venetofonia come può essere il Veneto centrale o il Veneto lagunare. Questo fenomeno di vocalizzazione o di evanescenza della L tagliata infatti non è presente in tutte le varietà venete, come per esempio in il Veneto settentrionale si evita dire la L piena. Dunque, come già possiamo intuire, la L tagliata non è un fonema, ma è solo che un fon, è una variazione fonatoria della L. E che roba qua la vuol dire che non ha valore di distinzione. Dunque, se do che è una L tagliata che mettiamo nelle normale, e il significato della parola non cambia mia. Per fare un esempio, se noi diciamo scala o scala, il significato di questa parola qua non cambia mia. Se però uno volesse cernere di scrivere in una maniera più descrittiva e non andando drio ai fonemi, e dunque volesse scrivere la L tagliata perché vuole rappresentare il fono di evanescenza della sua parlata, drio questo ragionamento qua e garia anche da scrivere in maniera differente le N delle parole man e della parola naso, perché come che sappiamo in Veneto, una L finale come in man la ha una pronuncia differente della N iniziale della parola naso. O ancora, sempre andando a questo ragionamento qua, si riesce a scrivere in maniera differente la R diciamo veneziana lagunare e la R potremmo dire padovana, perché come che sappiamo bene la R a Venezia la si dice in una maniera differente da come che la si dice a Padova. Ma se per la N e per la R nessuno ha che mette in dubbio il modo di scriverle, invece per la L qualcuno invece propone robe differenti come la L tagliata o la L normale. Dunque la L tagliata non la unifica da bon, perché la L normale la si sa unificante dalla sola, anzi la L tagliata la fa solo che strussiare inutilmente chi che in la sua variante non conosce questo fenomeno qua. E anche andando dentro fattori più storici, potremmo vedere che la L tagliata non la è mai presente in tale letteratura veneta, infatti autori come fa Rosante, Calmo o Goldoni non la adopera mia. E, contrariamente a quanto che puoi pensare qualcuno, la L tagliata la è assai recente. La prima attestazione che abbiamo del grafema della L tagliata la è del 1978, che l'ha seccata in il vocabolario etimologico veneto del Durante, che go qua, che vi farò anche vedere, il vocabolario etimologico veneto del Durante, che come che vedi in certi posti d'opera le taglià, ma non dappertutto, e che le sta che diciamo che è del 1978, se si vede. Abbiamo sempre anche un'altra attestazione nel 1978 dell'opera delle taglià che la potremo catare in un manifesto di un corso di lingua veneta organizzato dalla Società Filologica Veneta che vi metto qua, che potete vedere adesso. Dunque, abbiamo visto che la lettera è un grafema assai nuovo, che non è presente in tale letteratura veneta e che non è presente in neanche una delle lingue romanze, fatte in catalano, in spagnolo, in portoghese, in francese, non è mia la lettera che de fatti in Veneto è stata poi in prestito dal polacco, che la adopera per ben altre motivazioni. Anche se da dire però che recentemente anche la Regione Veneto ha approvato delle grafie che le conteneva le taglià, come nel 1995 che ne stava approvata una, dopo però era dentro di tutto e non dava mia una risposta finale e definitiva ai bisogni normativi del Veneto. Bon, questo è tutto quello che avevo da dire sopra delle taglià e spero che vi abbia dato qualche informazione che prima non sapevi e fatemi sapere chi nei commenti cosa che pensate e se vi altri dopo le taglià o manco. Dunque fatemi sapere e ci vediamo al prossimo video.